un pizzico di emozione. Poi, insomma, quando si viene in contesti come questi, rappresentare un partito e rappresentare un territorio, poi l'emozione deve passare. Emozionato ed orgoglioso, Paolo Borchia, eurodeputato veronese, capomissione ed unico leghista a Washington, è il delegato alla cerimonia di insediamento di Donald Trump al posto di Matteo Salvini. Ieri ha assistito al giuramento e al discorso inaugurale del 47° presidente degli Stati Uniti d'America, un discorso netto, identitario, dal contrasto all'immigrazione clandestina al superamento del Green Deal, che suona come musica alle orecchie dei leghisti. È un discorso molto chiaro, un discorso che avrà chiaramente delle ripercussioni anche per quanto riguarda l'Europa, l'Italia, il Veneto, il nostro territorio, in particolar modo per quanto riguarda le tematiche ambientali e chiaramente le tematiche economiche. Preoccupazioni del mondo economico di casa nostra non condivise dall'eurodeputato leghista. Io sinceramente diciamo che non mi preoccuperei troppo fin dall'inizio, nel senso che il dogma dell'America First per l'America è stato portato avanti negli ultimi anni indistintamente dalle amministrazioni democratiche e da quelle repubblicane, per cui dai, adesso la cosa più importante è cominciare a lavorarci e poi si vedrà quello che ci sarà da fare. L'importante però, e questo diciamo è anche lo scopo principale di questa mia missione, è di partire subito con le interlocuzioni e conoscere i protagonisti che poi andranno a plasmare le politiche americane dei prossimi anni.